A Batuccolo di Girapallo Rivarolese, una sconfitta che però comunque è risultata influente, perché anche in caso di vittoria non sareste riusciti a passare per la vittoria del Baiardo contro il Legnano. Sì, hai detto giusto, la squadra comunque ci ha creduto, siamo andati in vantaggio, poi anche secondo me sotto l'aspetto psicologico, quando è arrivata la conferma di un risultato molto rotondo a favore del Baiardo, sono venute meno un pochettino quelle che erano determinate motivazioni e poi la Sestrese alla fine ne ha avuto di più, perché comunque con una vittoria sarebbe passata matematicamente. Spiace per il Baiardo dove ci sono tanti amici, spiace innanzitutto per noi perché comunque forse e sicuramente la qualificazione non doveva passare dalla partita di oggi, e devo fare comunque un plauso ai ragazzi perché fino all'ultimo momento hanno dato il meglio di sé, non era facile riprendere dopo 4 mesi di inattività e niente, ora voltiamo pagina, ci prenderemo un po' di tempo di vacanza, di riflessione, poi ricominceremo a programmare la prossima stagione. Si conclude un campionato un po' strano per il Covid e per le defezioni anche di alcune squadre. Cosa salva del Rapallo Rivarolese in vista della prossima stagione? Ma guarda, stai parlando con uno dei dirigenti che ha voluto fortemente la ripresa per il movimento, indipendentemente che sicuramente la formula era quella che era, ma non si poteva fare diversamente e anzi il presidente Ivaldi ha fatto mille per far sì che si potesse ripartire. Cosa salvo? Voglio ripartire da un gruppo, soprattutto i giovani, che hanno dato dimostrazione di voler fortemente far qualcosa di buono. Adesso è ancora un po' prematuro, ecco. L'eliminazione al primo turno brucia un pochettino, non te lo nascondo, e quindi perché comunque la squadra era stata allestita per arrivare in fondo nel precedente campionato. Con questo format forse le squadre che avevano degli elementi in rosa un po' più maturi hanno faticato un po' di più, tant'è vero che si è visto in maniera chiara. Adesso niente, ce ne andiamo in vacanza, diamo rompete le righe e come ti ho detto poc'anzi poi inizieremo a programmare con calma la prossima stagione. Grazie al DJ Batuccolo. Grazie a te.